Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 24, campionato B-Win e compleanno numero 101 per il Padova, 29 gennaio 1910, 29 gennaio 2011, 101 anni per i biancoscudati di Calori, che vuole festeggiare con una vittoria e regalarsi la possibilità di entrare nella zona playoff. Subito in campo Matteo Ardemagni, in coppia con Vantaggiato si siede invece il brasiliano De Paula. Vuole il quinto risultato utile e consecutivo, il Mona di Bergodi in corsa salvezza, che lancia dall'inizio Rullo a sinistra e Ciaramitano al centrocampo a 3. Fischia il signor Merchiori di Ferrara. E subito il Padova a cominciare in avanti, pallone di Cuffa per Vantaggiato, conclusione al volo di destro, pallone deviato, pallone in calcio d'angolo, subito Daniele Vantaggiato, si incarica lui della battuta calcio d'angolo, pallone sul primo palo, palla in rete e Daniele Vantaggiato, errore di Alfonso, sul suo palo c'è anche Cesar ma non tocca il pallone, l'errore proprio di Alfonso. Padova in vantaggio, settima rete per Daniele Vantaggiato, rete importante, poi ancora lui, pallone a cercare Ardemagni, esce Alfonso, poi ci riprova ancora Vantaggiato con sinistro, pallone da dimenticare. Siamo al minuto 17, al minuto 21 c'è la risposta del Modena, signori per Pasquato, rete di rigore, c'è il contatto con Legati, calcio di rigore secondo il signor Merchiori di Ferrara, allarga le braccia Legati ma il contatto c'è sul piede d'appoggio. Dagli 11 metri si presenta Andrea Mazzarani contro Cano, pallone in rete, 1-1, rete numero 6 per Andrea Mazzarani, rete importante per il Modena che va subito a rispondere a Vantaggiato, pallone da una parte, portiere dall'altra, poi ancora Vantaggiato, calcio d'angolo, pallone sul secondo palo questa volta, bravo però Alfonso a non farsi sorprendere, bravo a spingere questa volta il pallone. Minuto 39 però, invenzione di signori, pallone per Ciani che sfiora con l'esterno sinistro, pallone clamorosamente fuori, grandissima occasione, si arrabbia e molto proprio Bergodi, ecco il replay. La tocca con l'esterno sinistro, supera Cano, ma il pallone non entra. Inizia la ripresa. Subito dopo c'è il cambio, fuori Ardemagni, dentro Marcos De Paula, il brasiliano, arrivato dal Chievo in prestito. Poi pallone lungo di Legati. Tocca proprio De Paula, pallone per Vantaggiato, errore tra Alfonso e Diaguraga, poi c'è anche Rullo, arriva al Scialuari che però non riesce a trovare la porta. Pasticcio difensivo del Modena. Con Diaguraga, Alfonso non si capiscono, c'è Vantaggiato, poi Rullo non riesce a rinviare, Al-Shawari ci prova, c'è la deviazione di Diaguraga, poi Pasquato, lo specialista delle punizioni, questa volta sbaglia completamente il suo destro, è da dimenticare. Poco davvero da raccontare questa ripresa. Esce Mazzarani dentro Giglioli al minuto 44. Partita che va verso la sua conclusione, minuto 49, punizioni Crespo, pallone nel mezzo, arriva Cesar, tocco troppo alto, pallone che finisce sopra la porta difesa da Alfonso, e l'ultima occasione poteva essere la rete del vantaggio, così non è, finisce 1-1 tra Calori e Bergodi, festa a metà quindi per il Padova che sale a punti 34, si avvicina al Livorno e fa un altro passo verso la zona playoff. Altro punto importante invece per il Modena, in serie positiva ormai da 5 giornate consecutive.